giochi in casa, Andrea? Luci per forza. Allora ci siamo? Allora, la partenza ricordo che verrà data dall'assessore al turismo del comune di Viti, vale a dire Cristian Farina. 1 minuto alla partenza. Allora, ricordo circuito di 22 km da ripetersi 4 volte, mentre per le categorie Master 7, 8 e categoria femminile solamente 3 giri. Trenta. 10, 5, 4, 3, 2, 1, via, vinca il migliore! Allora comunichiamo al pubblico presente che durante la corsa daremo delle comunicazioni come si sviluppa la gara, pertanto poi daremo aggiornati continuamente i strappi sulla linea. Passa la macchina precorsa. Il contegiri indica che mancano 3 giri al termine. Ed ecco l'altra scorta, e questa è proprio quella che sta vicino ai corridori, che protegge la testa del gruppo. Salutiamo il direttore di corsa. Ed eccoli qui i corridori, vediamo chi c'è nelle prime posizioni. Mi sembra che c'è Praolini con il numero 20 e poi c'è Vincenzo Tola con il numero 94. Sono i due compagni di squadra della Falcella, ma il gruppo è proprio alle spalle, il gruppo è tiratissimo, e c'è il numero 20 Praolini al comando, ed ecco Andrea Rovito che tenta di andare a riprendere i fuggitivi. C'è anche Simone Tola nelle prime posizioni, via via tutto il gruppo in fila indiana. Grande battaglia in questo percorso, un percorso adatto ai corridori scalatori. Bellissima gara, bellissimo gruppo allungatissimo, e siamo solamente al primo passaggio, mancano 66 km all'arrivo. Ricordo che per la categoria M7, M8 e categoria femminile mancano solo 2 giri. I corridori partiti erano 107, pertanto vedremo passare ancora tantissimi corridori in questo rettilineo d'arrivo, che si farà impegnativo col passare dei chilometri. Passano le macchine dell'organizzazione, il presidente che salutiamo, Canu, poi c'è Giovanni Usai con la macchina della società Fancello. Ancora le ammiraglie della giuria della direzione di corsa.
quando manca un giro al termine. Vediamo se ancora in 4 c'è Andrea Lovico nelle prime posizioni, vediamo anche Simone Tola, Giovanni Battista Muretti e Eero Spina. Questi sono i 4 della testa che conducono la corsa quando manca un giro al termine e saranno anche i favoriti di questa manifestazione. Lovico fa la natura in seconda posizione, Giovanni Battista Muretti nei confronti dei fuggitivi. Quartetto composto da Nicola Saba, da Sandro Francello, da Francesco Murgia, da Antonio Malongio, ed eccoli qua i 4 inseguitori. Grande battaglia ancora in testa, corsa apertissima, che tentano di andare a riprendere i fuggitivi. Questo è il gruppo degli immediati inseguitori, gruppo numerosissimo, e c'è numero 2 Tola in seconda posizione, il fratello invece Simone Tola in fuga, c'è anche Gianmario Contene con numero 55 in questo gruppo. Avanti veloce, grazie. Ed ecco la scorta tecnica che precede i corridori, ma ci dovrebbe essere anche il direttore di corsa in testa al gruppetto. Attenzione, davanti avversario laggiù, ed ecco il direttore di corsa. Direttore di corsa Salvatore Di Agostini con la macchina guidata da Gianni Francello. Termina la gara anche il direttore di corsa e attendiamo da un momento all'altro l'arrivo dei corridori. Sarà uno sprint lanciatissimo, rettilineo lunghissimo e anche leggermente in salita, e chi ha più birra quest'oggi vincerà. Attenzione a non attraversare, grazie. Siamo alle ultime battute dell'8° trofeo Peppino Francello. E grande suspense, grande emozione anche qui all'arrivo per capire chi vincerà. Grande direttore di corsa, bravo Salvatore. Ed eccoli qua, c'è Simone Tola in testa, Simone Tola con la maglia verde, e poi c'è Andrea Lovico. Simone Tola e Andrea Lovico, vince Simone Tola, secondo Andrea Lovico, vince Simone Tola, ed ecco il terzo posto per Pinas e Muretti, e vediamo che la spunta, terzo Pinas, quarto Muretti, bravi. Simone Tola è attesa alla postazione microfonica, grazie. Adesso abbiamo un altro quartetto. Questo è un corridore doppiato che si dovrà fermare. Allora termina la prova, anche i doppiati terminano la prova. Ed è il numero 87. Luigi Ruio è 87, però è doppiato, poi la giuria vedrà la classifica finale, mentre c'è la lotta ancora per il quinto, sesto, settimo e ottavo posto tra Nicola Sava, Sandro Francello, Francesco Murgia e Antonio Malongio. C'è un altro concorrente, è Nicola Sava che si piazza al quinto posto, poi c'è Sandro Francello. Ormai questi sono staccati, Sandro Francello è in sesta posizione nella classifica provvisoria, classifica ufficiosa. Vai Sandro, quinto posto. Sandro è stato ottavo, Sandro. Allora, quinto in Murgia,
Allora Pinto non è venuto il sesto Muggia. Giovanni Usai, la storia della Terranova di Olbia. Allora, una cosa bellissima, ha vinto un corridore di prestigio, un vostro corridore giovanissimo, Simone Tola. Simone Tola ha iniziato con lui da giovanissimo, sta continuando adesso da master con grandi soddisfazioni per la Terranova. Grazie Giovanni, arrivano altri concorrenti. E qui c'è il 124 che vede la categoria M7 e M8, non sono che sono doppiati, però la giuria li classificherà nel ruolo che vi compete. Sandro lo stesso. Ascolti Giovanni. Forza il gruppo. Ed ecco il gruppo, vediamo. Il numero 19 Gianmario Spiro, vince la volata del gruppo numero 19 Gianmario Spiro. Allora, quest'oggi grande battaglia, hai iniziato tu per primo quando mancavano ancora 2 giri a termine a tentare l'attacco, però hai trovato degli avversari molto forti come Andrea Lovicco, Simone Tola e Giovanni Battista Moretti, che è qui con noi, che adesso lo sentiamo. Allora, parlaci di questa cosa, di questo ottavo trofeo Peppino Cancello. Diciamo che a 2 giri dall'arrivo, come hai detto tu stesso, ho attaccato qua sotto l'arrivo, sganciato su un gruppetto, prima in 5, poi sono rimasti in 4 appunto con Battista, Lovicco e Tola, poi in collaborazione siamo andati via per 2 giri, gli ultimi 2 giri e poi niente, ce la siamo giocati, io sapevo di essere battuto, ma di questa vita non sono delle caratteristiche, ero più pesante tra virgolette tra i 4, quindi non la sono giocata. Alla fine mi sono controllato, sapevo di avere già la maglia di compensare in tasca, quindi in gioco l'assoluto e sono arrivato a te. Hai fatto le gocce insomma, no? Dai, me la sono dovuta giocare. Giovanni Battista Moretti, campione italiano dell'Electropom, eccolo qui. Moretti anche lui ha fatto una bellissima corsa, ha tentato il tutto per il tutto per poter vincere il trofeo Francello, invece cosa è successo Giovanni Battista? È successo che il finale sono andato perché? Domani, perché è stata una gara tiratissima. questa è una gara stata bella, dura, e poi Qualcuno è più giovane di te. qualcuno non ha Però sei soddisfatto mi sembra. onestamente l'ultimo giro ho provato le spazio, devo essere sincero, però ho avuto un po' di tratto nel chilometro per cui mi sono dovuto accontentare, ero già contento. Grazie, ci vediamo alla premiazione. Io ho raschiato il fondo, al secondo giro qui sull'arrivo mi sono mancate completamente le gambe, avevo quasi alzato bandiera bianca, dopo ho visto che con il passare dei chilometri stavo migliorando e mi sono tenuto l'ultimissima cartuccia qui nel finale. L'esperienza del Giro della Sardegna, avendo vinto 2 tappe, sicuramente ti ha dato quella forza di poter terminare la corsa. Come l'hai terminata? Ma sì, sono uscito molto bene dal Giro di Sardegna, sono venuto qui molto tranquillo, ho gestito la gara con la testa perché le gambe, ripeto, non erano al meglio e ho proprio dovuto raschiare il fondo. Anche perché avevi 3 avversari non facili da battere? Ma 3 avversari fortissimi, credevo proprio di non riuscire neanche a fare la volata. Comunque ero già contento perché la maglia ce l'avevo già in tasca, quindi... Però la vittoria è un'altra cosa, no? Beh, la vittoria è un'altra cosa, però vista la giornata ero riuscita a salvarla già così in extremis. Grazie Simone. Andrea Lovicco, ecco qui un altro protagonista, mattatore di questa manifestazione. Sei arrivato secondo, ti ha battuto un giovanissimo Simone Tola. Allora, dimmi se sei contento. Sono contentissimo perché Tanto hai vinto la maglia di campione sardo. tanto ho vinto la maglia, poi il podio primo quarto sono sicuramente la crema di quello che ho presentato. Ho sofferto molto
il percorso perché aveva lavorato le mie caratteristiche. Però lo conosci abbastanza bene. Sì, lo conoscevo bene, però soffrivo molto Eros, Andrea, per cui Andrea Simone, quando tiravano fino alle chiudine, soffrivo molto. È andata bene. Alle prossime Andrea, grazie, ciao. Diciamo che è favorito non è che sia una sorpresa. Alla grande Quando si vince così è ancora più grande soddisfazione, avere tanti avversari contro Simone è giovane, sa correre, è bravo, dunque ce l'ha messa tutta per poter onorare sicuramente la persona Peppino Fancello, e sono sicuro che non solo Simone Tola ha onorato questa figura di celebrato, ma penso tutti i concorrenti hanno onorato questa figura. Grazie Sandro, ci vediamo all'arrivo, grazie a tutti e ti dico a nome dello scopo sponsorato ci sarà anche il trofeo Peppino Fancello. Il tuo padre l'ha vinto. E avete sempre organizzato vinti anche altre cose ciclistiche. Mancava lo stimolo. Sapete che io senza Andrea non vado. E sentiamo il sindaco di Vinti, Giuseppe Ciccolini. Allora, signor sindaco, soddisfatto di questa manifestazione? Felicissimi con gli altri di ospitare questa bellissima cosa, per noi la famiglia Fancello è davvero in casa, c'è un bel sodalizio, c'è la paese, la comunità che ricorda Peppino con un grande affetto, per cui noi cerchiamo di garantire le condizioni migliori in sicurezza, innanzitutto per i corridori e spero che anche quest'anno siamo riusciti a fare la nostra. È mancata 5 anni la corsa Peppino Fancello a Vinti, però è tornata alla grande, tanti partecipanti, tanti corridori bravi, tanto pubblico presente, e questo vuol dire ci vediamo anche nel 2019. Noi siamo sempre qua, dai, è un gruppo collaborativo, anzi colgo l'occasione per ringraziare quanti davvero ci hanno dato una mano, dai tecnici del comune, della provincia, la protezione civile, Paracelli, l'ufficio di vicinanza, per organizzare una corsa di questo tipo serve davvero l'accordo di tutti, per cui siamo felici di averlo ospitato quest'anno e l'appuntamento sicuramente. Sì, ha ragione, ci vogliono tanti componenti per poter riuscire a meglio una manifestazione ciclistica che è molto impegnativa organizzarla, però oggi mi è sembrato un risultato più che importantissimo, ecco, per il numero di concorrenti, per la giornata che ci ha assistito, per il pubblico presente. Ed ecco i tre protagonisti della corsa: Simone Tola, primo classificato, Andrea Lovico, secondo classificato, e Spiras, terzo classificato. Il quarto, ricordo che il quarto che faceva parte dei fuggitivi è Giovanni Battista Muretti. Ma scusate, però vi mettete davanti. E cosa sono alzate? Allora il signor Sanna consegna il premio messo a disposizione al primo classificato, vale a dire Simone Tola. L'applauso del pubblico, grazie. Gianni. Sì, allora c'è l'omaggio floreale anche per il primo classificato e consegna l'omaggio l'assessore al turismo
Farina, Cristian Farina, che ha dato anche la partenza alla manifestazione.